Ferito nella notte a Orsago il 34enne albanese accusato di aver ucciso a colpi di pistola un parente davanti a un bar a Fontana Fredda. Arrestato anche il padre al quale la vittima avrebbe strappato l'orecchio a morsi. Il killer in fuga ha suonato al campanello il suo datore di lavoro che lo ha convinto a chiamare i carabinieri. Era stravolto, mi ha raccomandato di stare vicino alla moglie e ai 2 figli piccoli. Post shock su Facebook dell'assessora al sociale di Dolo che ha denunciato di essere stata aggredita da un uomo con problemi di tossicodipendenza. Mi sono salvata chiudendomi in auto. Enorme valanga tra Punta Rocca e Pian dei Fiacconi sulla Marmolada, nella stessa zona dove nel 22 persero la vita 11 persone, travolti 2 sci alpinisti trentini, 1 ferito, ricoverato a Belluno. A Padova il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha prorogato di 1 mese la zona rossa nell'area della stazione. La Lega sembra ricompattarsi dopo il congresso di Firenze, ma l'ingresso di Vannacci nel partito agita la base. Ora faccia leghista, dice Zaia. A Treviso le cerimonie per ricordare il bombardamento del 7 aprile del 1944 che causò 1600 vittime, le voci per non dimenticare. Al Quirinale le onoreficenze al merito della sanità tra i premiati da Mattarella, la città di Padova per il suo impegno nella Grande Guerra, il professor Gerosa, cardiochirurgo di fama mondiale, ed il direttore dell'ISRA di Treviso, Giorgio Pavanna. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi i titoli dell'edizione del Veneto del nostro notiziario. Ed ora andiamo con la cronaca ed il delitto di Fontana Fredda, dove un albanese è stato freddato, un albanese di 34 anni è stato freddato a colpi di pistola davanti ad un bar a Fontana Fredda. Il killer si è costituito ad Orsago. Ma ti rendi conto quello che è successo? Sì. Non sapeva cosa doveva fare, in poche parole. Con tranquillità gli ho detto sediamoci qua, parliamo un attimo e cerca di essere il più collaborativo possibile, di denunciare il fatto subito, e infatti l'ha fatto. La fuga di Roger Shota, il 34enne albanese killer di Fontana Fredda, è terminata a tarda sera ad Orsago, quando a prelevarlo dall'abitazione dell'imprenditore Angelo Ferracin, suo datore di lavoro, sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto, ai quali ha raccontato di aver sparato poco prima davanti ad un bar a un suo connazionale, un parente, il 43enne Vladimir Topiana, autista per una ditta di Porcia residente a Cordenons. Shota, stravolto, ha suonato al campanello di casa di Ferracin, ammettendo quello che aveva appena fatto. È stato l'imprenditore, che il 34enne considera come un padre, a convincerlo a costituirsi e a chiamare il 112. Quali sono state le sue parole che lo hanno convinto? E niente, gli ho parlato come parlo sempre, come se fosse stato mio figlio, uguale, identico. Lui ha pianto? No, era molto era proprio triste, non è che abbia pianto. Roger è stato arrestato insieme al padre Pren, di 67 anni, anche lui dipendente di Ferracin. Il delitto è il culmine di una lite furibonda di cui andranno chiarite le cause, con la vittima che ha strappato a morsi l'orecchio del papà del giovane. A quel punto il 34enne ha esploso 3 colpi che hanno raggiunto il rivale alla testa, freddandolo all'istante e lasciandolo esanime a terra, come ha raccontato un testimone. In poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola d'arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. Una scena drammatica di fronte alla quale il figlio della vittima, un 17enne, è crollato in un pianto inconsolabile. Per Ferracin una violenza inspiegabile, quella di Shota. No, veramente. Non ho mai avuto nessuno neanche segnale che potesse essere violento o altro. No. Un gran lavoratore. Sì, puntuale e molto aziendalista, nel senso, lui probabilmente è anche preoccupato che il giorno dopo non veniva neanche a lavorare, è venuto qua anche a dirmelo. Quasi a chiederle scusa. Sì, è un tipo così. Gli aggressori, padre e figlio, lavorano entrambi per l'impresa di costruzione di Ferracin da 3 anni. Già facevano il tipo di lavoro che io faccio e quindi erano anche già persone esperte, nel senso
capaci nel loro lavoro. E cosa svolgevano? Che mansione svolgevano? Uno è uno scavatorista molto bravo e l'altro fa il caposquadra. Il padre è il caposquadra? No, lui. Per Roger e Pren Shota l'accusa è di omicidio aggravato in concorso. Prima dell'arrivo dei carabinieri, il 34enne di Sacile, padre di 2 bambini, di cui una piccola appena nata da 4 mesi, ha chiesto un favore a Ferracin. Pensava alla sua famiglia. Pensava alla sua famiglia, sì, mi ha detto che andassi a trovarla, che ha 2 bambini piccoli, ho detto quando sarà l'ora andrò. Cosa le ha chiesto? Di stare vicino ai figli, gli ho detto faccio tutto quello che è possibile. Scampata ad un tentativo di violenza sessuale, l'assessore alle politiche sociali del comune di Dolo ha deciso di raccontare l'accaduto pubblicamente per essere d'esempio alle donne che hanno paura di denunciare. E dire che non è successo niente perché non è riuscito a mettermi le mani addosso quando io ho dovuto correre, chiudermi in macchina, vedere la mia macchina sacchettata, pugnata, presa a calci, sentirmi urlare scendi, vieni a letto con me. Ha cercato di staccarmi gli specchietti della macchina per non farmi fare manovre, non farmi uscire, e quando non è riuscito a togliere gli specchietti li ha coperti. Io mi sono ritrovata con la macchina per lungo la strada prendendo 2 carreggiate con lui che cercava di bloccare il traffico per non farmi andare via. Non mi si può dire che non è successo niente, era una furia. E io ce l'ho fatta perché sono stata veloce e perché la centralina della mia macchina ha continuato a restare chiusa. A distanza di circa 10 giorni è ancora sconvolta l'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Iuliano, che ha subito un tentativo di violenza da un 55enne tossicodipendente del posto, seguito dagli stessi servizi sociali, non nuovo a episodi simili. La 33enne aveva deciso di non rendere pubblico il fatto, ma poi ha trovato la forza di farlo con un post sulla sua pagina Facebook per essere d'esempio ad altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare la stessa aggressione, cosa che invece Iuliano ha fatto, e grazie a questo il 55enne è stato arrestato e ora è in carcere. Prima di me non era mai stato arrestato perché non c'era mai stata una denuncia, e se qualcuno avesse denunciato probabilmente ora io starei bene. Quindi io invito con tutto il cuore chiunque dovesse vivere un atto di violenza, un atto persecutorio, una violenza domestica, una violenza psicologica, economica, ad andare a fare denuncia, perché poi le risposte arrivano, però dobbiamo essere le prime ad avere il coraggio, e mi rendo conto che non sia facile perché io sto passando i 10 giorni più brutti della mia vita, però se non l'avessi fatto sarebbe peggio. Questa persona sarebbe ancora libera e io sarei terrorizzata di muovermi nel mio comune. Non è stato facile decidere di rendere pubblico il fatto, consapevole che sarebbero potuti arrivare i soliti commenti sgradevoli. Prima sono stata inondata da una marea di affetto, di amore e di stima, e poi sono arrivati i commenti di persone di cui io non ho idea che faccia abbiano, e le parole iniziano a cambiare. Iniziano decisamente a cambiare, iniziano ad essere violenti, iniziano ad essere volgari, a darmi la colpa. Ecco, io questa cosa qualche giorno fa non sarei riuscita a gestirla. Faccio ancora fatica, la mia voce trema perché fa male. Ma la volontà di avere giustizia ed essere d'esempio ad altre donne ha avuto il sopravvento. Molti messaggi di solidarietà manifestati dal mondo politico locale, dai consiglieri regionali del PD e 5 Stelle al primo cittadino di Dolo. E flash mob questa mattina sul ponte di Rialto contro la violenza nei confronti delle donne. Siamo qui per Ilaria, siamo qui per Sara, ma siamo qui per tutte quelle che quest'anno sono state ammazzate da degli uomini e sono già la 22esima e la 23esima donna di quest'anno. Un flash mob a Venezia per ricordare con rabbia e dolore Sara Campanella, Ilaria Sula e tutte le vittime di femminicidio. Organizzato dal collettivo universitario Liberi Saperi Critici e dal laboratorio occupato Morion, il flash mob si è concluso sul ponte di Rialto dopo una prima fase in campo San Bortolo. Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce.
Rabbia e dolore sono i sentimenti che vengono urlati dai manifestanti, ma è solo una parte del messaggio lanciato da Venezia, un messaggio che è politico e chiama in causa lo Stato italiano, accusato apertamente di inadeguatezza e inefficienza alla luce di una drammatica lista di omicidi che pare non avere fine. Uno Stato che non si assume le responsabilità e rifiuta di promuovere un cambiamento, che rifiuta di investire nei servizi di prevenzione alla violenza di genere e nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non saranno leggi restrittive e punitive sul femminicidio, perché non serve agire quando siamo già morte con misure più severe, ma serve prevenzione, serve educazione per produrre davvero un cambiamento. Le morti di Sara Campanella e Ilaria Sula lasciano ancora una volta sgomenti. Entrambe sono morte a 22 anni, uccise a coltellate da due ragazzi poco più grandi e reo confessi. Sara per strada a Messina da un compagno di università, Ilaria dal suo ex fidanzato. Il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in un dirupo a 40 km da Roma. Siamo costretti a leggere di bravi ragazzi, di raptus, di momenti di gelosia e di quanto siano appunto dei bravi ragazzi che nessuno si sarebbe mai aspettato che facessero niente di simile. Questi ragazzi però altro non sono che bravi, quanto volete, ma i figli sani di un sistema che è marcio e che si basa sulla cultura dello stupro e sulla cultura del possesso. Non sono i figli di altre culture, ma sono i figli sanissimi del patriarcato, italianissimi e bianchissimi molto spesso. Un'enorme valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi sulla Marmolada, feriti 2 sci alpinisti. La zona del nuovo distacco è entrata nell'annuario delle tragedie naturali. Quella del 3 luglio 2022 causò la morte di 11 escursionisti. Anche nel pomeriggio, attorno alle 14, si è temuto per la sorte di 2 sci alpinisti travolti da un enorme ammasso di neve sceso fra lo squarcio creato dallo scivolamento del Seracco sotto Punta Rocca nel 2022 e il rifugio Pian dei Fiacconi. Lo scenario, quello della Marmolada, lato Trento. Dalla base del SUEM di Pieve di Cadore, da Canazei, davanti al comando dei Vigili del Fuoco, si sono alzate in volo le eliambulanze che hanno immediatamente raggiunto la zona, in supporto anche l'aiuto alpin di Bolzano. Coinvolti padre e figlio, trentini di Mazzin in Val di Fassa. Il giovane di 27 anni è stato trascinato per oltre 500 metri e, pur semisepolto, è riuscito a chiamare i soccorsi e ad indicare la sua posizione. Recuperato da Falco, è stato trasportato all'ospedale di Belluno in codice 2. Il padre di 68 anni, rimasto a Monte del Distacco, è rimasto praticamente illeso e accompagnato a Canazei dall'elicottero dell'aiuto alpin. I due pare stessero scendendo lungo la via Lidia, il classico ma insidioso fuoripista che si fa dopo la risalita con la funivia da Malgacciapela a Punta Rocca. Impressionanti i primi scatti della valanga rimbalzati sui social e diventati virali. Si possono osservare distintamente un taglio netto da sinistra verso destra e poco sopra un'altra piccola slavina che sembra partire fra le rocce. Oggi in quota a 3.343 metri il termometro segnava 8 gradi sotto zero, il bollettino valanghe indicava grado di pericolo 1. Apparentemente la condizione ideale per una escursione con le pelli si è affrontata di primo mattino. Col passare delle ore il vento e l'aumento della temperatura, complice anche l'oramai avviata stagione primaverile, potrebbero avere causato il mutamento della stabilità della neve e probabilmente la valanga. A dare l'allarme è stato il soccorso piste della polizia di Porta Vescovo a Rabba, che ha assistito al distacco. Le operazioni di bonifica sono proseguite per buona parte del pomeriggio per escludere la presenza di altre persone. A Padova il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha prorogato di un mese la zona rossa nell'area della stazione. Oltre 13.000 persone controllate in 2 mesi di sperimentazione, 41 misure di allontanamento nei confronti di chi era già noto per spaccio, reati contro il patrimonio, la persona. Analizzati i risultati, il prefetto ha deciso di prorogare di un mese il dispositivo della zona rossa per la stazione di Padova e le vie limitrofe. In prefettura si sono riuniti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tutti i vertici delle forze dell'ordine e l'assessore alla sicurezza del Comune di Padova. Al termine della riunione è stata decisa la proroga di altri 30 giorni della zona rossa. I controlli 24 ore su 24 riguarderanno la stessa area. Nel periodo pasquale, durante il 25 aprile e il 1 maggio, saranno inoltre potenziati i servizi di controllo di tutto il territorio cittadino della provincia di Padova, con pattuglie interforze che coinvolgeranno anche la polizia locale. L'obiettivo è rendere sicuri e sorvegliati i centri urbani in questi giorni di vacanze. I comuni della provincia di Padova sono stati invitati ad adottare l'ordinanza antivetro per vietarne
l'introduzione all'interno delle aree dove sono previste manifestazioni e predisporre dei piani di sicurezza per rendere più fruibili gli eventi. Lungo le strade e le principali arterie della provincia saranno inoltre potenziati i controlli per prevenire la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. La politica ora, la Lega sembra ricompattarsi dopo il congresso di Firenze, ma l'ingresso di Roberto Vannacci nel partito agita la base. Vannacci si è fatto la tessera e quindi avrà l'onore e anche l'onere di rappresentare il partito, quindi dovrà fare il leghista. Ora che la tessera è fatta, quindi bisogna fare il leghista. Nel mondo al contrario di Roberto Vannacci evidentemente funziona così e Luca Zaia dal Vinitali lo fa intendere con la solita diplomazia, ingoiando quello che per molti leghisti veneti resta un boccone amaro. Sull'ingresso del generale si interrogano anche i due nuovi consiglieri federali trevigiani, rappresentanti autentici della vecchia guardia. Vannacci da ieri è militante della Lega, ma ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi e ci sarà un confronto interno che con il confronto porteremo avanti il movimento che sta recuperando rispetto anche ai sondaggi, rispetto a posizioni che il segretario federale sta assumendo, ad esempio contro gli 800 miliardi che l'Europa vorrebbe investire su armi. Io credo che ci si debba aprire assolutamente a persone capaci che credono anche loro nell'ultimo obiettivo finale dell'autonomia di questo Stato. Quindi Vannacci può essere un valore aggiunto? Assolutamente sì, ma non c'è il minimo dubbio. Del resto ricordo che anche noi avevamo il professor Miglio, che è stato uno dei più grandi costituzionalisti, socialisti, integralisti, che era il costituzionalista di Craxi, quindi su questo credo che non ci dobbiamo fare tante meraviglie. Sovranismo di cui Vannacci è tra i simboli e autonomia non si escluderebbero a vicenda, anzi, e di una nuova energia in Casa Lega parla Mario Conte, che confida molto proprio in Canova e Gobbo. È importante la loro presenza all'interno della segreteria federale perché il Veneto rappresenta da sempre un punto di grande forza della Lega nazionale. La Liga Veneta deve essere, i valori della Liga Veneta devono tornare ad essere trainanti all'interno del nostro partito. Tocca allo sceriffo rompere la liturgia del post-congresso e la conseguente Pax salviniana. E vedo che questa Lega è diventata un partito. Ma non è più un movimento di popolo della razza Piave, di quella che ha conquistato tutto il mondo. Qui c'è una rincorsa ai posti di potere, hai capito? Perché vedo che tutti quanti cercano di sgusciare fra i piccoli vicoli politici per trovare la seggiolina. Le austriache piume. Seconda giornata di Vinitali, le borse mondiali colano a picco e anche a Verona la questione dazi continua a restare in primo piano. L'appello dei produttori è quello di aprire un dialogo con gli Stati Uniti. Seconda giornata di Vinitali con i due commissari europei all'agricoltura e alla salute a fare il punto sulla questione dazi. Tenteremo in ogni modo la de-escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha detto a Verona il referente europeo del settore primario. I dazi stanno danneggiando agricoltori, business e consumatori in entrambe le sponde dell'Atlantico e non è nell'interesse di nessuno. È un forte segnale all'apertura delle trattative e del dialogo quello che arriva dal Vinitali. Creare un asse sempre più forte tra Europa e Stati Uniti è la vera sfida. La sfida perché? Perché l'Europa non si può isolare, perché l'Europa non può pensare di vivere gli Stati Uniti come un avversario, perché se così fosse veramente noi avremmo difficoltà di dialogo con loro, con la Russia siamo bloccati totalmente, con la Cina diciamo sempre pericolo cinese, allora con chi dialoghiamo? In questo momento di grande incertezza e confusione, ICE, l'Istituto per il Commercio Estero che aiuta le imprese italiane sui mercati internazionali, ha preparato un vademecum per rispondere alle domande più frequenti degli imprenditori. Prima di tutto il riferimento normativo, che è fondamentale perché ogni azienda non sa dove andarsi a trovare la norma e l'abbiamo data. La lista e l'elenco delle categorie che sono coinvolte dai dazi, che non è su tutto, ma ce ne sono alcune che sono escluse, quindi per vedere se si è esclusi dai dazi, farmaceutica per dirne una, e poi naturalmente tutte quelle domande ancora che
l'imprenditore, soprattutto i medio-piccoli che non hanno accesso a determinate risorse legali e mica legali, possono trovare già delle risposte. Intanto tra i produttori si spera che questo momento di tensione e preoccupazione duri poco e diversi imprenditori stanno avviando un dialogo con gli importatori americani per dividere i costi. Secondo me la strada giusta è il 50-50, cioè se io ho un dazio del 20%, 10% te lo colli tu importatore e 10% io. Ma siccome io sono ottimista, penso che arriveremo a un dazio del 10% che non creerà problemi all'Italia. Nello stesso tempo è anche un incentivo a darci da fare a cercare del lavoro in stati che abbiamo trascurato fino all'altro ieri. A Treviso ora oggi la città si è fermata per ricordare il bombardamento del 7 aprile del 1944. Rintocchi che ogni trevigiano riconosce subito, perché non c'è famiglia che non sia stata coinvolta nel bombardamento del 7 aprile 1944. E da 81 anni a questa parte la città si è fermata nel rispetto per le vittime di quei 7 minuti di inferno, come ha ricordato il sindaco Mario Conte. 159 aerei da guerra, 2000 bombe, 1600 morti, di cui 138 bambini. 10 in più rispetto a quelli ricordati finora, grazie agli approfondimenti fatti quest'anno da studiosi appassionati. E questi nomi verranno integrati nella chiesetta della Madonnetta a partire dal prossimo anno. Ricercare per mantenere viva una memoria che il tempo tende a sbiadire e non dimenticare questa tragedia di ieri per essere promotori di pace oggi. Questo è stato l'appello del Vescovo nella celebrazione che quest'anno si è svolta nella palestra della Chiesa Votiva. È un dono di grazia che noi siamo ancora qui, che la memoria sia viva, che non ci rassegniamo all'oblio. Abbiamo però anche la grazia di sentire come nostre anche le sofferenze portate dalle tenebre delle guerre di oggi. La pace va costruita con strumenti di pace. Il ricordo di questa tragedia quindi da tramandare tra generazioni come strumento di pace. Ecco perché anche quest'anno in Piazza dei Signori, dopo la cerimonia ufficiale ai piedi dello scalone dei 300, i pronipoti dei sopravvissuti al bombardamento hanno letto alcune testimonianze e eseguito alcuni brani. Siamo lieti di esserci come Scuola Coletti, anche perché il quartiere di San Liberale è nato per ospitare le persone che avevano perso la casa nel bombardamento. Al Quirinale oggi le onorificenze al merito della sanità tra i premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella, la città di Padova per il suo impegno nella Grande Guerra, il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama mondiale, direttore del centro Gallucci, ed il direttore dell'ISRA di Treviso, Giorgio Pavan. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.